Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima con veloce Castaldo Cas che prende la testa, ha sbagliato Don John Nobel, va a chiedere strada e K del Ronco, prova a rientrare. Numero 1 Fiamma NP squalificato. Con numero 11 Banderas B squalificato. Dilettevole Nap che però non riesce a contenere Castaldo Cas che è passato. E K del Ronco all'esterno, poi Dilettevole Nap, quindi Electra ZS a precedere ancora Diana Piz, Batost, mentre Cordobès è alla retroguardia insieme ad Ernesto Spritz, mentre fuori corsa Banderas B, così come Fiamma NP, Fenice del Ronco. 400 iniziali in 29,9 e K del Ronco è passato nei confronti di Castaldo Cas. In terza posizione c'è Dilettevole Nap, la mossa di Cordobès che aggira il gruppo, si porta allo scoperto e viene così a lato dei primi e continua a guidare. Intanto è K del Ronco dopo il primo giro passato in 1,2 e K del Ronco nei confronti di Cordobès in corda Castaldo Cas, mentre in seconda pariglia è andato a portarsi Electra ZS, terza in corda è Dilettevole Nap che precede Batost, terza pariglia esterna per Diana Piz, alla retroguardia in corda Don John Nobel che si è rimesso, ultima pariglia esterna per Ernesto Spritz. Primo chilometro in 1:17,7 a parte del battistrada e K del Ronco che fa un paletto in 15 per la retta opposta alle tribune. Alessandro Gocciadoro continua a controllare in salchi al figlio di Julius del Ronco. Al suo esterno c'è Cordobès, alla corda Castaldo Cas. Non cambia assolutamente nulla, anche sulla piegata di sinistra una marcia di trasferimento, a ritmo tutto sommato anche sufficiente. E sotto alle tribune si viene a completare il miglio in 2,2,6 sul piede dell'1,16,6 km. E K del Ronco con accanto Cordobès, in corda Castaldo Cas, la mossa dall'ultima posizione da parte di Ernesto Spritz che prova a risalire sulla curva di destra. E K del Ronco continua in controllo nei confronti di Cordobès, Castaldo Cas in corda, mentre attende lì in pariglia Electra ZS. Insiste nella sua progressione Ernesto Spritz che si porta in scia Batost che si è liberato dalla corda quando siamo a 400 dal palo, i 2000 metri in 2:31,7 da parte di EK del Ronco che è sempre in vantaggio. Cordobès che prova a non mollare all'esterno, in corda Castaldo Cas, viene via Batost in mezzo alla pista ma da lì è dura. Cerca spazio anche Dilettevole Nap all'ingresso della dirittura d'arrivo e K del Ronco in vantaggio. Cordobès con coraggio di fuori, Castaldo Cas lungo la corda e K del Ronco che allunga. Cordobès che non molla a largo di tutti i Batost e K del Ronco è sempre in vantaggio su Cordobès e K del Ronco vince in percorso di testa nei confronti di Cordobès al terzo Batost. 3 minuti e un secondo, 1,16. 58,4 gli ultimi 8, la vittoria di EK del Ronco. Alessandro Gocciadoro guida e training per i colori della scuderia Taras, prende la testa e non la lascia più, fa una mostruosità Cordobès che si sciroppa a 2002 di fuori ed è ancora lì a contatto. Al terzo l'intramontabile Batost, poi ancora Castaldo Cas e Dilettevole Nap a completare il marcatore. La vittoria del Gran Premio della Vittoria 2026 è appannaggio di EK del Ronco. Alessandro Gocciadoro per la scuderia Taras.